Buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. C'è stato un incendio nella sede di Zara, nei magazzini Zara, proprio nel cuore di Padova, un incendio che è partito dal seminterrato nella parte dell'abbigliamento uomo. Vediamo subito in diretta da Padova, sentiamo cosa ci dice Chiara Gaiani. L'incendio è scoppiato all'interno dei magazzini di Zara che si trovano nel seminterrato. Ci troviamo in piazzetta Pedrocchi e qui c'è il listone, siamo proprio nel cuore della città di Padova. Erano circa le 3 di questa notte, davanti i vigili del fuoco si sono trovati anche in una situazione piuttosto difficile perché sapevano che c'erano le fiamme all'interno ma non era possibile entrare nell'edificio. Un edificio storico che anche in questo momento è vuoto. In realtà durante la notte i vigili del fuoco hanno evacuato tutto lo stabile, quindi anche alcune famiglie che si trovano nella parte retrostante a quella in cui ci troviamo insieme con il collega Cristian Roque Allende. All'interno si sono trovati una linea di fuoco piuttosto vasta, i vigili del fuoco che però si è limitata al seminterrato dell'edificio di Zara. Le fiamme sono state spente, l'odore di fumo acre si sente anche in questo momento qui sul listone. Come potete vedere anche le finestre restano tutte aperte perché è chiuso il negozio di Zara. Anche sopra il negozio di Zara ci sono degli uffici di alcune aziende che in questo momento sono chiusi. Probabilmente lo stabile sicuramente sarà posto sotto sequestro, quantomeno la zona dove si è sviluppato l'incendio. Adesso che cosa sta accadendo? I vigili del fuoco continuano a essere presenti, stanno compiendo verifiche per capire quali possano essere le cause, anche se tra le prime ipotesi sul piatto c'è quella che si possa essere trattato di un guasto di natura elettrica, quindi che l'incendio sia di natura accidentale. La fase successiva sarà quella della verifica statica all'interno dell'edificio per capire se ci sono danni proprio anche all'edificio. L'ho già detto, il negozio di Zara è chiuso, le commesse non erano state avvertite, alcune le abbiamo viste essere qui questa mattina puntuali per l'apertura del negozio, sono chiusi ovviamente anche gli uffici al di sopra. Allora ovviamente noi continueremo a tenervi aggiornati. C'è anche da capire se il blackout che ha interessato la città di Padova tra le 8:30 e le 9:30, un blackout di cui ha dato comunicazione a tutta la cittadinanza, anche il sindaco Giordani, era praticamente al buio gran parte di quest'area dove ci troviamo, sia collegato o meno all'incendio o ad un guasto separato. Comunque anche su questo ovviamente noi vi daremo notizie. Allora io vi lascio con le interviste che abbiamo raccolto con il collega Cristian Roque Allende, tra le quali c'è anche la voce del caposquadra dei Vigili del Fuoco che per primo è intervenuto qui stanotte. Siamo arrivati, siamo trovati davanti a una realtà un po', come si può dire, un po' complessa, nel senso che non avevamo accesso al negozio, dovevamo entrare per forza di cose nel magazzino, perché l'incendio è successo nel magazzino. Quindi abbiamo forzato, fortunatamente si è forzata anche agevolmente, ma ormai era cotta dal calore la grata, siamo scesi, anzi da fuori prima abbiamo bagnato all'inizio per abbassare la temperatura e tutto, e le parti, insomma c'era una bella caloria anche perché tutti i profumi che bruciavano. E poi abbiamo abbassato un'altra grata in modo da poter accedere, quindi abbiamo avuto una visione, una panoramica più chiara, abbiamo abbattuto il grosso dell'incendio e poi siamo entrati da questa parte e là abbiamo finito. Ecco, questo è il grosso. Solo nel seminterrato le fiamme? Le fiamme solo nel seminterrato, però adesso abbiamo il problema che tutti gli spazi condominiali sono stati invasi bene o male dal fumo, quindi adesso abbiamo... La cosa per noi importante è che il fumo e i residui della combustione non influiscono con chi abita nel condominio o chi lavora nei magazzini. Quindi adesso dobbiamo fare tutto il resto di verifiche statiche anche che c'è stato il magazzino. Ecco. Ah, l'ufficio? Sì. E quindi lei è fuori adesso? Per forza. Ma quando è stato avvisato? Questa mattina alle 6 sono arrivate 2 pattuglie della polizia sotto casa mia a prendermi. Pensavo che mi arrestassero, invece no, mi hanno detto che era un incendio e che però l'ufficio non era andato a fuoco, quindi che non c'erano problemi gravissimi. Lei è riuscita a entrare? No, non ti lasciano entrare per adesso.
aspettavo che mi lasciassero entrare almeno per prendere i PC portatili e fare in modo che la mia gente potesse lavorare, ma per ora non si può. Un incendio da Zara fa specie comunque. Beh certo, sì, fa specie perché nessuno se l'aspetta di andare a lavorare, che il proprio negozio, insomma, il magazzino credo che abbia preso fuoco. Non so, speriamo che risolvano presto, insomma, e possiamo tornare a lavorare. E questo è a Padova, da Zara. Andiamo invece a Treviso, dove sono tornati in azione i ladri. Nel quartiere di San Lazzaro soprattutto odioso il furto a casa di 2 anziani deceduti da 2 anni e mezzo. Sono stati rubati beni affettivi, la figlia ha detto è stato portato via anche l'anello di fidanzamento di mia madre. Sono state rubate le fedi dei miei genitori che sono morti, una colonnina di mio padre e l'anello che ha regalato di fidanzamento con un brillantino, e questa è una cosa che per me non ha valore, oltre che l'aveva a livello cioè ce l'ha a livello di costo, ma a livello affettivo non ha un prezzo per me. È il motivo per cui lei ha scelto di non usarlo mai quell'anello? Sì, infatti l'avevo lasciato da parte perché essendo morti solo da 2 anni e mezzo aspettavo il momento di poterlo mettere, questo è stato per me un gran dolore. Catenine d'oro, anelli, un piccolo Rolex e un altro orologio di valore. Sono solo alcuni dei monili rubati venerdì notte durante il colpo messo a segno dai ladri in via Foscari a Treviso, laterale e senza via d'uscita della centrale strada del Mozzato. Ancora da stimare la somma precisa del furto. Quello che è certo è che si attesta intorno ai 10.000 euro. Oggetti di gran valore affettivo prima che economico. Il furto tra le 20:30 e le 23:30, quando in casa non c'era nessuno. Sono passati là, hanno preso un pezzetto di pietra che poi l'abbiamo trovato qua e ha tentato. Eccoli qua i 2 tentativi. Una porta facile da scassinare, eppure i ladri non si sono fidati, la zona era troppo esposta. Sono passati così dal retro del caseggiato al raso del muro per non farsi riprendere dalle telecamere di videosorveglianza installate dalla casa di fronte. Pensavo che avessero scavalcato e mi sono messo qua l'impronta. Qua fosse con l'impronta sono saliti là sopra e hanno sfondato le 2 porte là sopra, hanno sforzato sia quella dentro che vedi proprio la rottura. Hanno solo distrutto. Ha rotto. Distrutto perché hanno spostato i quadri, buttati per terra, cassetti rovesciati con roba degli anni 1950, le foto di mia mamma e mio papà buttate per terra perché cercavano le cassaforti, forse dietro i quadri. Una casa antica ancora con l'arredamento degli anni 50, colma di suppellettili, foto e ricordi di una vita collezionati e disposti sopra mobili e credenze, trovato tutto a terra. In casa anche un tablet e un PC che sono stati ritrovati però al loro posto. Il sospetto è che i ladri cercassero solo contanti e oro. Hanno fatto tanto disastro e quello è stata la cosa peggiore, perché non guardano più in faccia a nessuno. Sul caso indaga la questura, giunta sul posto anche con il reparto investigativo. Ispezionate anche le impronte lasciate. I malviventi hanno colpito, armati di guanti in lattice e suole delle scarpe lisce, così da non lasciare nessuna traccia. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe si trattasse di una squadra di 2-3 persone provenienti dall'est Europa. Ancora in corso le indagini. Una zona bersagliata dai ladri, quella tra i quartieri di San Lazzaro e San Zeno, dove i cittadini si stanno attrezzando installando allarmi e telecamere. Di poco più di un mese fa l'ultimo colpo in una villetta di via Gritti, stessa via dove la scorsa primavera hanno rubato anche all'Accademia Musicale Studio Musica, entrati per 2 giorni consecutivi nel periodo di chiusura per festività. Hanno dato via tutta una serie di materiale audio, che mixer, cavi, microfoni, tutte schede audio, tutto materiale piccolo che si poteva trasportare tranquillamente, ma quantificato sono circa 12-13 mila euro. A volte non è chiaro se siano ladri, se siano vandali, se siano cleptomani, perché ci si chiede per quale motivo venga rubata la corona d'alloro che era posta davanti al monumento omaggio ai caduti dell'Alamein dei paracadutisti della Folgore. Sì, buongiorno a studio, ci troviamo in Varco Manzoni a Treviso, siamo sul PUT per raccontarvi di un furto, ma non un semplice furto, è un furto che sa di sfregio, quello avvenuto nei giorni scorsi qui al monumento ai paracadutisti d'Italia, dove il 23 ottobre era stata deposta una corona d'alloro che per l'appunto è stata rubata. Qui con me c'è Loris Bortoleto, che è
referente associato dell'associazione paracadutisti Dea Bellona di Montebelluna. Bortoletto, buongiorno. Voi siete arrabbiati. Cos'è successo? Direi sì. Arrabbiati e anche avviliti a causa di un fatto che è riprovevole, perché non è un furto qualsiasi questo. Questo qua è uno spregio che è stato fatto direttamente al monumento, non so per quale motivo. E questo per noi ci addolora, perché lo spregio che è stato fatto non è stato fatto ai qualsiasi, è stato fatto a dei caduti durante la guerra, caduti a El Alamein nel deserto egiziano. Ecco, perché voi avevate deposto questa corona d'alloro proprio in ricordo di El Alamein negli 82 anni appunto da quei fatti. Esattamente, sì, abbiamo voluto ricordare questi caduti dopo aver proceduto con una sistemazione del monumento e con questa deposizione della corona d'alloro, cosa che invece dopo un paio di sere ci siamo accertati che la corona non c'era più. Quindi la corona sparita, dileguata, rubata o che altro? Definirlo un furto? No, non è un furto. Ripeto, è uno spregio che qualcuno ha voluto fare al monumento dei caduti paracadutisti. Quindi potrebbe anche essere che qualcuno l'abbia buttata qui nel... Sì, sicuramente è andata a finire nel Bottenega. E quindi possiamo parlare davvero di uno sfregio più che di un furto. Tra l'altro, Nicoletta, non so se possiamo inquadrare le telecamere dell'Anton Veneta, ma altre telecamere sono qui nella zona, perché Bortoletto la speranza è che le telecamere abbiano registrato qualcosa. Sì, mi è già stato confermato dal comando di polizia municipale, ai quali ci siamo rivolti per inoltrare una formale denuncia alla Procura della Repubblica, i quali mi hanno detto che ci sono delle telecamere che possono aver individuato il responsabile o i responsabili. C'è già un identikit o deve essere in qualche modo ancora? Non posso esprimermi in merito, però probabilmente abbiamo dei sospetti. Quindi possiamo dire che questi soggetti o questo soggetto potrebbe o potrebbero avere le ore contate? Ma direi di sì, mi auguro, anzi lo auspico, perché sicuramente ci saranno delle indagini in corso per appunto individuare il responsabile di quello che appunto è uno sfregio. E io la ringrazio davvero, Loris Bortoletto dell'associazione paracadutisti Dea Bellona. Per il momento è davvero tutto, a voi la linea. Grazie a Cristian Arboit, a Nicoletta Rizzetto da Treviso. Adesso andiamo a Mestre, perché c'è stata l'ennesima spaccata ai danni di una carrozzeria, ha subito 40 furti in 10 anni. Ilaria Marchiori in diretta con Sandro Ponchio. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio così, siamo al furto numero 40 qui alla carrozzeria moderna di Via Giustizia a Mestre. Insieme a noi il titolare che ormai purtroppo, ahimè, conosciamo bene, Paolo Favaretto. Conosciamo bene proprio perché ormai sembra diventato un appuntamento quasi canonico quello con lei per parlare dei furti che continua a subire, che subisce ormai da 10 anni. Questa volta che cos'è successo? Praticamente si sono calati dal tetto, dall'alto e sono saltati sopra la BMW staccando il vetro, praticamente danneggiando la cappota, che per cambiare il vetro su questa macchina, per sistemare, bisogna cambiare la cappota, un costo di 3.000 euro. Hanno sportato un zainetto, niente di particolare, spostato dei documenti, ma non hanno fatto niente di strano. Sono più i danni che hanno fatto per entrare che tutto il resto. Noi siamo stanchi, non ne possiamo più, non è che possiamo andare avanti così, non ci crediamo più a niente, perché qua ci sono state promesse tante cose, ma non ne veniamo fuori. Ecco, infatti Favaretto, lei ormai sono anni che lancia appelli, che chiede aiuto, ha organizzato dei presidi, ha organizzato anche delle manifestazioni di protesta, si è unito anche ad altri commercianti della zona che sono stati colpiti, ma sembra che non si faccia nulla, anzi si continuano a perpetrare questi episodi. Tra l'altro questo lei è un capannone che ha preso da poco e quindi ulteriormente non
non fa che andare a peggiorare la situazione. L'abbiamo preso da poco, dobbiamo restaurarlo, ma l'abbiamo preso in prospettiva di assumere dipendenti, ma purtroppo ti cadono le braccia, ti passa la voglia. Come fai? Siamo già in più di 20 dipendenti su questa azienda, ma dove dobbiamo andare? Ma noi non possiamo lavorare per pagare i furti. I furti devono essere seguiti dallo Stato, noi le denunce le facciamo. Io non capisco perché non riusciamo a venire fuori di questa cosa. Ci vuole un presidio fisso. Il prefetto l'altra volta, 3 anni fa, ci aveva chiesto montare telecamere antifurti, abbiamo fatto tutto. Però lo Stato non ha fatto niente, quindi io non vedo soluzioni. Adesso per un po' di giorni li vedremo tutti i giorni che passano, che sono qua fermi qua davanti, e dopo non li vedi più. Però qua purtroppo è una zona che bisogna stare fissi, sempre qua, bisogna debellarla sta zona. Non trovo giusto, perché noi lavoriamo, ci sono i dipendenti, la via giustizia ha più di 150 persone che lavorano, non trovo giusto che succeda questa cosa, quindi secondo me lo Stato deve intervenire. Tra l'altro ricordiamo che ci sono stati sopralluoghi anche da parte di rappresentanti del comune e anche della regione, perché venne anche l'assessore marcato, però nonostante questo insomma, la situazione non viene risolta. Direttore, per caso ci sono domande dallo studio? No, grazie Ilaria Marchiori, grazie molte. Favaretto finirà per dormire all'interno della sua azienda, come hanno fatto tanti imprenditori che così giunti al culmine dell'esasperazione hanno detto vabbè, stiamo fissi dentro. Tra l'altro paradossale che tutto questo avvenga in via giustizia, cioè giustizia proprio non c'è l'ombra di giustizia in via giustizia. Adesso andiamo da Vanessa Banzatto a Rossano Veneto, dove c'è stato un bancomat fatto saltare da una banda di ladri. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio davanti alla filiale dell'Anton Veneta di via Madonna della Salute qui a Rossano Veneto, dove domenica mattina i banditi in azione hanno fatto esplodere il bancomat. Sono entrati nell'istituto di credito forzando la porta d'ingresso, poi una volta dentro hanno raggiunto la cassa del bancomat e l'hanno fatta esplodere. È stata una cosa tremenda, perché sono pesantissimi i danni all'interno della struttura, ma mi trovo con l'assessore alla sicurezza di Rossano Veneto Paolo Trentin. Anche sulla strada, anche nei giardini delle abitazioni che sono davanti proprio alla banca c'erano pezzi di vetro ovunque. Assessore. Sì, pezzi di vetro e pezzi di plastica del bancomat seminati ovunque in mezzo alla strada, fino davanti al distributore e nelle case qua davanti. Certo. Ieri mattina il comandante mi ha avvisato intorno alle 6:50, sono venuto qua a fare un sopralluogo, insomma, e praticamente era una scena un po' devastante. Il botto, da quello che ho sentito anche da cittadini, dai miei compaesani, si è sentito anche lontano da qua, perché è stato un botto potente. Visto l'interno, dove ci sono parecchi danni strutturali, si capisce l'entità del botto, insomma. Tra l'altro pare che abbiano anche oscurato una delle telecamere della sorveglianza della banca, ma poi una volta dentro, nonostante sia scattato l'allarme, in pochissimo tempo hanno fatto esplodere tutto e sono scappati con il blocco della cassa bancomat. Sì, hanno oscurato una telecamera, sembra, le altre 2 erano funzionanti, ma diciamo che il nostro servizio di videosorveglianza comunale, gli investimenti fatti in questi anni dalle amministrazioni precedenti e anche dalla nostra in quest'ultimo anno e mezzo hanno funzionato, perché c'è, diciamo, un monitoraggio di tutti i movimenti fatti dai malviventi, un monitoraggio completo. Si vede questa macchina scura arrivare e parcheggiarsi, si vedono tante cose, insomma, ecco. Poi ovviamente ci sono le indagini in corso, non possiamo dire molto altro, ecco. Ancora da quantificare, direttore, il bottino, si sta cercando di capire di quanto denaro si stia parlando. Certo è che
i danni della struttura sono pesantissimi. Soprattutto cresce la preoccupazione pensando tra l'altro che pochi anni fa questo stesso istituto di credito, questa stessa filiale era stata presa di mira sempre dai malviventi. Lo stesso una trentina di anni fa si parlava, assessore, vero, tra l'altro in quella volta è stata un assalto con tanto di mitra, è stata una cosa tremenda, quindi c'è tanta preoccupazione qui a Rossano. Sì, in effetti sembrava che la cosa si fosse un po', spenta, invece poi in queste ultime settimane si è visto che sono ripresi questi atti non dico di terrorismo, ma di malvivenza vera e propria. Tra l'altro questo è solo uno dei tanti colpi che sono stati messi a segno, colpi che sono riusciti o colpi tentati che sono stati messi a segno nel Vicentino. Si parla di almeno 3 colpi nella zona tra Sandrigo e Colceresa, poi ricordiamo quello della settimana scorsa a Tezze sul Brenta, la Volksbank di Tezze sul Brenta, domenica mattina appunto, ieri mattina proprio questo qui a Rossano Veneto, e voi anche come amministratori avete proprio l'impegno di controllare sempre di più il territorio. Beh, guardi, in questo caso diciamo che non è neanche pensabile avere la polizia locale sempre in servizio. Diciamo che dal punto di vista della videosorveglianza, ci tengo a sottolinearlo, ha funzionato benissimo, perché gli investimenti, ripeto, non voglio ripetermi, ma fatti hanno dato i loro frutti. È tutto monitorato, tutto a disposizione, è già al vaglio delle forze dell'ordine per le indagini del caso. Diciamo che da questo punto di vista abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siete più che mai presenti. Adesso appunto le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, che cercheranno di ricostruire, appunto vagliando le immagini della videosorveglianza e della banca e del comune, cercando di capire gli spostamenti dei malviventi, capire in quanti erano, insomma ricostruire l'intera dinamica. Per il momento da Rossano Veneto, direttore, tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte, grazie Vanessa Banzato e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Andiamo a Montebelluna, dove una 14enne è stata molestata, è stato arrestato un bengalese in diretta. Cristian Arboi. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci siamo spostati a Montebelluna non appena presa questa notizia. La conferma è arrivata direttamente dai carabinieri di Treviso. I fatti venerdì pomeriggio alla stazione delle autocorriere, che si trova all'altezza di Piazza 4 Novembre, vicino anche alla stazione dei treni. Cos'è successo? C'era una 24enne bengalese in evidente stato di alterazione, particolarmente molesto. Da lì è partita la segnalazione, i carabinieri sono subito arrivati alla stazione delle autocorriere e hanno trovato anche questa ragazzina che li ha avvicinati confidando di aver subito una molestia sessuale. Era stata pesantemente palpeggiata nelle parti intime proprio da questo 24enne bengalese, che davanti ai carabinieri, nonostante la presenza dei carabinieri, ha tentato ancora una volta di avvicinarla e di molestarla, quindi senza nessun freno inibitore, senza nessuna remora. Quindi potete immaginare il quadro anche abbastanza concitato che ha portato i carabinieri ad arrestare questo 24enne bengalese e a portarlo al carcere di Santa Bona, dove tuttora si trova in attesa di udienza di convalida. Qui con me lo abbiamo raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin. Sindaco, pochi minuti fa è arrivata la conferma, lei ha parlato anche con i carabinieri, la trovo molto indignato e molto arrabbiato. Beh, sinceramente mi sembra il minimo. Per prima cosa fatemi portare la solidarietà della città a questa ragazza minorenne e a tutti i familiari. Io faccio una riflessione, che io mi auguro che questo delinquente permanga in carcere il più possibile, intanto per l'ignobile e irripetibile atto che ha compiuto, e in secondo luogo anche perché le pene devono essere anche pedagogiche, devono anche rieducare, ma certe volte anche punire, secondo me. Faccio anche un'altra considerazione: di delinquenti ne abbiamo già tanti, se magari
questi delinquenti stranieri potessero poi anche scontare delle pene nelle loro patrie galere, forse sarebbe anche opportuno. Fatemi per ultima cosa ringraziare l'Arma dei Carabinieri, con cui c'è un contatto costante anche con me per quanto riguarda sopralluoghi nei pressi delle stazioni e altre zone che notoriamente sono sensibili in tutte le città. Un ringraziamento enorme ai nostri angeli custodi, ecco, all'Arma dei Carabinieri. Senta Sindaco, lei dice una cosa molto specifica, nel caso di fatti così gravi, soggetti, soprattutto quelli appunto che provengono da paesi esteri, dovrebbero scontare la pena nei loro paesi d'origine. Io credo che sarebbe opportuno, intanto sarebbe importante che scontassero una pena, se poi le facessimo scontare nei loro paesi d'origine, mi scusi il termine, sarebbe ancora meglio, tra virgolette, ecco. Ecco, tra l'altro lei diceva stazione dei treni, stazione delle autocorriere sono sempre molto attenzionate in ogni città, anche a Montebelluna è una zona, un quadrante sempre delicato quello. Sappiamo benissimo che le stazioni sono delle zone sensibili in tutte le città in cui esiste una stazione. L'unica cosa che possiamo fare, e la facciamo e la faremo e l'abbiamo fatta, è di presidiare la stazione il più possibile, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei funzionari della polizia locale, quindi dei vigili, che ovviamente le telecamere di videosorveglianza, che un continuo scambio di informazioni e operazioni congiunte con l'Arma dei Carabinieri. Un'ultima considerazione, perché appunto qui stiamo parlando del molestatore, del presunto molestatore, però una parola anche per la vittima. Parliamo di una minorenne, chiaramente non possiamo dare altri dettagli, parliamo per l'appunto di una minorenne, però qualora si ravvisasse la necessità, voi siete pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista del supporto psicologico, mi diceva. Rinnovo ovviamente la mia solidarietà più sincera, sia mia ovviamente come essere umano, ma come anche rappresentante, primo cittadino di Montebelluna. Mi sembra ovvio che il Comune debba fare la sua parte nel momento in cui venissimo contattati dalla ragazza o dai familiari per qualsiasi tipo di supporto. Sindaco, grazie davvero, grazie per la disponibilità con Nicoletta Rizzetto. Adesso tentiamo di raggiungere la stazione, vediamo appunto se riusciamo a raccogliere anche qualche altra testimonianza. Lo ricordo, questo fatto è avvenuto in pieno giorno, nel pomeriggio. L'uomo, questo bengalese di 24 anni, si trova al carcere di Sant'Abona in attesa di udienza di convalida. Per il momento da Montebelluna è tutto. Direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie al sindaco Adalberto Bordini. Adesso andiamo a Piove di Sacco, perché proprio a 2 giorni dalla morte di un quindicenne che è stato falciato e si è schiantato contro un'auto con la sua Vespa, un'altra ragazza, una ragazza di 14 anni che stava andando a scuola in bicicletta, è stata investita. A Piove di Sacco è in condizioni molto gravi. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Buongiorno, siamo in via San Polo all'angolo con via Galilei a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Qui questa mattina molto presto è stata investita una ragazza di appena 14 anni. Da una prima ricostruzione sembra che la ragazzina stesse uscendo da via Galilei in bicicletta per raggiungere la pista ciclabile qui in via San Polo, per poi prendere l'autobus per andare a scuola, quando è stata centrata da un'auto guidata da un 34enne, anche lui del posto, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Le condizioni della ragazzina però sono molto gravi, è stata portata d'urgenza in ospedale a Padova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sotto shock l'automobilista, che è stato subito identificato anche dalla polizia stradale, che è intervenuta per ricostruire la dinamica dell'incidente. È probabile che vengano anche condotti gli accertamenti di routine, sul posto anche i carabinieri per regolare la viabilità. Purtroppo quello di oggi è l'ennesimo incidente stradale da quando sono iniziate le scuole, dunque appena un mese fa, con protagonisti studenti che stanno appunto raggiungendo i vari plessi scolastici. 2 tragici nella
a Padovano, la morte di Alessandro De Marchi in moto mentre stava andando a scuola e di Sofia, la ragazza, la studentessa del liceo Selvatico, travolta mentre stava attraversando la strada per entrare a scuola. E pochi giorni fa, come hai detto tu direttore, a Castelfranco Veneto la morte dell'ennesimo studente Kevin Gentilin, da cui si celebreranno i funerali proprio domani. E qui a Padova anche altri studenti investiti, a San Martino di Lupari qualche tempo fa un altro studente investito in bicicletta, e poi lo ricordiamo il caso drammatico della piccola Olesia, appena 12enne, travolta perché stava attraversando un passaggio livello che divide la sua casa dalla scuola che frequentava a Padova nel quartiere Stanga. Questa mattina qui a Sant'Angelo di Piove di Sacco l'ennesimo incidente, la speranza che le condizioni della 14enne investita migliorino nel corso della giornata. Ovviamente se ci sono novità vi aggiorneremo, altrimenti tutti i dettagli di questo drammatico incidente nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie molto a te Valentina, e per la parte tecnica Cristian Rocche. A Jende, mi diceva Valentina Visentin, i funerali saranno celebrati domani, i funerali di Kevin Gentilin, che è morto andandosi a schiantare con la sua Vespa contro un'auto. Il nonno ha detto ai social: un nonno non può sopravvivere ad un nipote. Il club dei vespisti di Resana annuncia che a Regina Tour sfilerà con una fascia per ricordarlo. Il mio braccio destro qua, il mio cavallo da battaglia, dov'è? Kevin! Dove sei Kevin? Fammi vedere qua. Lupo! Lupo, come dico io? Come dico? Dimmi forte. Vivere. No, più forte. Vivere. Ma guarda qui però, guarda l'immagine. Come dico? 3 volte vivere, forte. Vivere. Più forte. E vai! Allora lo dico io più forte: vivere, vivere, vivere! Vivere, vivere, vivere. Lo urla, lo dice, lo scrive. Gino Gentilin, nonno di Kevin, 15enne, morto dopo il violento impatto con un'auto a Castelfranco, affida ai social il suo dolore, il ricordo dell'amato nipote, sempre accanto, sempre insieme. La sofferenza immane che provo, racconta nonno Gino, non la auguro a nessuno. Grazie dei tantissimi momenti di gioia e felicità che mi hai regalato in questi 15 anni. Non è giusto però che un nonno sopravviva a suo nipote. A Castelfranco, intanto, in via Sile, dove è avvenuto il tragico incidente, continua il lungo pellegrinaggio, lì dove sono state affisse foto, pensieri, portati fiori e lumini. È come un figlio, ecco. E niente. Mi sei sentito di fare questo gesto? Sì. Non lo conoscevo, però è un nostro figlio. Si è sentita di venire qui oggi perché? Sì, per dire una preghiera. Certo, io ho avuto 2 fratelli che sono morti così, uno di 26 e uno di 29. In un anno, prima il primo e poi il secondo, quindi mi tocca particolarmente. Sono venuta qui per dire 2 preghiere a questo ragazzo, perché mi dispiace. Certe domeniche ci trovavamo a fare qualche raduno assieme, era un bravissimo ragazzo. Come mai è qui oggi? Per ricordarlo, per ricordare lui e la sua famiglia. Siccome che io lavoro su un magazzino qui vicino a Edile, e suo papà e suo nonno vengono a servirsi del materiale che abbiamo in magazzino, e durante l'estate, quando aveva un po' di tempo, veniva anche lui insieme al nonno. Era un ragazzo meraviglioso. Uno striscione è stato appeso fuori dall'istituto tecnico Sartor, dove Kevin frequentava il primo anno, dai gas da lassù. Le firme tra i tanti amici anche del fratello Jody e della sorella Linda. Saranno celebrati martedì alle 15 alla chiesa parrocchiale di Salvatronda i funerali del giovane ragazzo. Intanto anche il gruppo di vespisti di Resana ha deciso di ricordarlo a modo loro. Desiderava per l'ultimo raduno, quello del Regina Tour, che ci fossimo tutti assieme per poter vincere il campionato regionale, e purtroppo
lui non ci sarà fisicamente, ma ci sarà dentro di noi. La mamma ieri mi ha detto che siamo fortunati perché ci ha fatto un grande regalo, ci ha fatto conoscere, ci ha regalato Kevin per 15 anni, ed è vero, per volontà di suo fratello Jody stiamo preparando una fascia da mettere sullo scudo delle nostre Vespe dedicata a Kevin, e penso che quella fascia là sarà la fascia che non toglieremo mai dalle nostre Vespe. Se ne va un'anima buona, un'anima gentile. Il servizio di Eddie Kaliman, straziante, davvero l'immagine del nonno che gli urlava vivere, vivere, erano sempre assieme, un ragazzino che lavorava insieme alla sua famiglia, davvero. E purtroppo gli incidenti della Marca sono aumentati, si parla addirittura del più 10% delle vittime rispetto all'anno scorso. Purtroppo abbiamo un trend in crescita, anche perché mancano ancora 2 mesi alla fine dell'anno e magari non succedessero più incidenti mortali. I numeri oggi sono a 59, quindi con un leggero aumento rispetto al 2023. 59 vittime sulle strade della Marca nel 2024, crescono rispetto al 2023, anno in cui si era invece registrato un lieve calo. In questi primi 10 mesi dell'anno le persone che hanno perso la vita nel Trevigiano sono 6 in più, un più 10% che preoccupa la provincia nonostante l'impegno per la prevenzione e la sensibilizzazione dei ragazzi sulla sicurezza stradale. È un trend che preoccupa, rispetto al quale io credo che comunque bisogna continuare a lavorare con la sensibilizzazione, con il diffondere la consapevolezza della responsabilità nel momento in cui si utilizza un mezzo in strada, che questo può servire sia a livello attivo che a livello passivo. E il rammarico sta perché anche di recente in provincia abbiamo fatto quelle simulazioni pratiche e il pensiero va alla simulazione dell'incidente tra uno scooter e un'auto, e qui mi corre il pensiero a ciò che può aver vissuto Kevin ed è drammatico. I dati raccolti da ACI raccontano di una provincia ai primi posti per sinistri, 288 solo a Treviso, seguita da Conegliano 106 e da Montebelluna 93, questo nell'anno 2023. Non manca l'appello alla sicurezza anche del presidente della regione Veneto, Luca Zaia. In generale le strade sono sicure, siamo noi umani che le rendiamo insicure e quindi dobbiamo continuare a investire sulla sicurezza stradale. Vediamo che gran parte dei morti in strada vengono per fuoriuscita di strada in solitaria, questo ci dà già un'indicazione. La distrazione in auto è pericolosissima, soprattutto in un mondo nel quale c'è sempre la tentazione di guardare il telefonino e quindi c'è la distrazione. In generale, ripeto, cultura rispetto alla sicurezza stradale, investimenti partendo dai più giovani. Se n'è andato un altro noto imprenditore del nord-est, Massimo Donadon, pioniere della derattizzazione. Aveva 91 anni, era conosciuto con il soprannome di El Sorzon, di cui non si vergognava. Aveva fondato l'azienda Meyer Braun Deutschland di Carbonera, derattizzando numerose città in tutto il mondo. Andiamo subito in diretta a Carbonera da Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, giustamente come hai detto è la Meyer Braun Deutschland, l'azienda di Carbonera che è alle mie spalle, e qui si è continuato a lavorare come lui avrebbe voluto. Massimo Donadon si è spento nella notte di ieri e grande il cordoglio non solo del mondo dell'imprenditoria trevigiana ma anche da tutta la città di Treviso, perché comunque Massimo era estremamente conosciuto anche proprio in termini umani. Ricordiamo il passaggio del Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, che appunto ricorda la brillantezza nel cercare una nicchia di lavoro, di impresa come solo i veneti riescono a fare, perché va detto che Massimo Donadon ha cominciato cercando di trovare una soluzione per le mosche, e stiamo parlando degli anni 60-70, dove qui c'era una forte presenza di piccoli e piccolissimi allevamenti, e quindi le
le mosche erano un vero problema nelle stalle. Poi la concentrazione verso il mondo proprio dei topi, dei ratti, e nel 1997 diciamo così, la svolta, quando riesce ad aggiudicarsi l'appalto per deratizzare New York. Da lì in poi è stata una continua crescita di questa azienda, che adesso vanta 30 laboratori in tutto il mondo con 17.000 punti vendita, pensa direttore, proprio sparsi, e questo è un esempio di trevigianità diffusa nel mondo. Lui non si è mai, come dire, vergognato dell'attività che faceva, anzi si definiva una sorta di gourmet per i topi. Pensa che preparava lui stesso alcune, come potremmo dire, composizioni, perché pietanze non si può ancora dire, ma comunque cercando di mettere dentro quelli che erano le parti caratteristiche. Ad esempio per New York riuscì a capire che si potevano prendere per la gola i topi attraverso i gusti dei fast food, tanto per intenderci. Invece quando la battaglia si spostò nei server di grandi aziende oppure nelle grandi compagnie elettriche, dove i topi mangiavano i cavi elettrici, la gomma dei cavi elettrici, per loro predispose addirittura un mix fatto di gomma e formaggio, solo giusto per dire l'invenzione, insomma l'idea. Di lui il nipote Riccardo Fan, tanto per intenderci, ricorda come fosse un po' uno specchio, nel senso che l'idea di impresa, l'idea di innovazione, l'idea di guardare oltre ad altre cose proprio gli venne guardando lo zio e la sua attività. Tra chi lo ricorda c'è anche Luciano Benetton, con cui lo legava una stretta amicizia che andava anche al di là dell'impresa, visto che loro amavano giocare spesso e volentieri in giovane età a carte. E quindi tutto questo era e molto altro Massimo Donadon. Noi lo ricorderemo questa sera nel corso di un telegiornale. Nel momento non è ancora stata fissata la data dei funerali, anche se si parla di mercoledì o giovedì in Duomo a Treviso. E da Carbonera è tutta, a te la linea. Grazie molte, grazie Lucio, hai fatto uno splendido ritratto di un altro grande imprenditore del nord-est che se ne è andato, e sono davvero tanti ad aver lasciato il Veneto recentemente, tutti uomini, tutti self-made men, no? Uomini che sono partiti spesso dal nulla e hanno creato degli imperi con l'umiltà, la dedizione, i sacrifici. A Bovolenta sono giorni di ricerche. Marco Breda, 30 anni, residente in paese, è scomparso da venerdì. Era uscito dalla casa in cui vive con i genitori poco dopo le 22 a bordo della sua Opel Corsa bianca. Da quel momento nessuno lo ha più visto né lo ha sentito, visto che il suo cellulare risulta irraggiungibile. I genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Bovolenta, che stanno lavorando per ritrovarlo. Breda è alto 1,75, corporatura normale, porta occhiali da vista e indossa pantaloni grigi, scarpe nere, un maglione scuro e un giubbino di pelle nera. Ai genitori aveva riferito che si sarebbe incontrato con un amico, che però non ha confermato l'appuntamento. I familiari hanno lanciato anche un appello sui social, fornendo una targa dell'auto guidata dal trentenne, una Opel Corsa bianca targata GE22KD, ripeto GE22KD. Maltrattava il padre, per questo era stato allontanato da casa, un 19enne però tornato dai genitori ed è stato arrestato. Ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari dai quali era stato allontanato per maltrattamenti. Un 19enne di Cervarese Santa Croce è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane era stato sottoposto alla misura cautelare che gli imponeva di stare lontano dalla casa e dai posti frequentati dal padre, vittima dei suoi atteggiamenti violenti e dei continui maltrattamenti. Sabato però il 19enne è tornato ad appostarsi nelle vicinanze dell'abitazione dei genitori. Il padre, impaurito, ha chiamato il 112 segnalando la presenza del figlio e così sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il 19enne davanti alla casa e lo hanno trasferito in cella a Padova. Mattia Pizzai e Andrea Basso oggi in regia. Andiamo avanti con un'altra cronaca: statuine e monili in avorio, controlli a tappeto tra i mercatini d'antiquariato da parte dei carabinieri forestali, che hanno sequestrato 18 oggetti sprovvisti di certificazione.
Una convenzione a tutela delle specie selvatiche a rischio d'estinzione è la Convenzione di Washington, a cui hanno aderito 182 paesi del mondo, tra cui l'Italia. Sono vietati gli scambi all'interno dell'Unione Europea, l'esportazione e l'importazione per motivi commerciali sia di avorio grezzo che di prodotti lavorati e contenenti avorio. Poche le eccezioni, che riguardano in gran parte oggetti d'antiquariato con certificazione che attesti che sono anteriori al 1947, prima della Convenzione. È proprio per contrastare le violazioni alla normativa, che si oppone al bracconaggio di elefanti, che i carabinieri forestali di Vicenza hanno effettuato una raffica di controlli nei principali mercatini di antiquariato del Vicentino. Un blitz che ha portato al sequestro di 18 oggetti in avorio di elefante, posti in vendita in violazione della legge 150 del 92, che disciplina i reati legati alla Convenzione di Washington. In particolare sono stati sequestrati gioielli, ciondoli, statuine e soprammobili raffiguranti animali e posti in vendita senza la prevista documentazione che ne attestasse la legale acquisizione e ne permettesse la libera vendita. Questo è un servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Il femminicidio di Giulia Cecchettin. Abbiamo visto in diretta l'interrogatorio di Filippo Turetta davanti alla Corte d'Assise di Venezia. Ecco il memoriale di 80 pagine scritte dal 22enne in cui racconta quello che è accaduto la notte dello scorso 11 novembre e gli ultimi mesi prima di uccidere Giulia. Io sottoscritto deposito le mie memorie scritte negli ultimi mesi su suggerimento dei miei avvocati, memorie scritte al fine di raccontare tutta la verità. Inizia così il memoriale di Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, su cui si è incentrato gran parte dell'interrogatorio di circa 6 ore davanti alla Corte d'Assise di Venezia. 80 pagine, in parte scritte a mano, consegnate presso il Tribunale mercoledì scorso, in cui il 22enne di Torreglia racconta cosa l'abbia portato a uccidere Giulia. I momenti di rabbia perché non accettava la fine della storia, la dipendenza totale nei suoi confronti. Io avevo incentrato tutta la mia vita su di lei, scrive. Quello che facevo era perché in qualche modo la riguardava. Un processo di idealizzazione che quando la relazione finisce lo porta a un crollo totale. Senza di lei si legge ancora e quando scrive lei lo fa sempre utilizzando la maiuscola, mi immaginavo una solitudine eterna che avrei dovuto vivere e temevo quella più di qualsiasi altra cosa. Avevo concentrato la mia vita su di lei. Turetta ripercorre nelle pagine gli ultimi mesi, integrando o modificando alcune parti, riprese poi in aula, con lunghe pause tra una risposta e l'altra, e in cui sono emerse alcune contraddizioni, soprattutto nella descrizione di quanto accaduto la sera dell'omicidio tra Vigonovo e Fossò e i giorni seguenti. Racconta quando inizia a maturare l'idea il 7 novembre, prima di rapire Giulia, poi di ucciderla se le cose non fossero andate come lui sperava, scrivendo una lista di cose da fare e da acquistare. Avevo pensato di rapire lei e poi successivamente, dopo qualche tempo, toglierle la vita. Turetta faticherebbe a ricordare precisamente cosa sia poi accaduto prima a Vigonovo, poi a Fossò. Non so se l'ho colpita col coltello, scrive riferendosi a quello spezzato, ma suppongo di sì. Eppure in aula il suo avvocato evidenzia come quel coltello non risulti essere stato utilizzato per colpire Giulia. Turetta però non sa spiegare il perché. Poi scrive di Fossò, sembra in preda alla furia e al panico. Poi verso la fine il pentimento. Voglio pagare e prendermi tutte le responsabilità, scrive. Ho fatto la cosa peggiore che potessi fare, non potrò mai restituirle la vita e restituirla alla sua famiglia ed è terribile. Faccio fatica a riconoscermi, mi dispiace tanto, scusatemi per tutto questo, conclude. Ora saranno i giudici a stabilire quale sarà la pena che Filippo Turetta dovrà scontare. Una deposizione agghiacciante che è stata commentata anche dal Presidente Luca Zaia e dal Presidente dell'ANCI Mario Conte. È inquietante quello che si è visto, che si è sentito. Il mio pensiero è andato subito a Giulia, a Elena, a Gino Cecchettin, al fratello di Giulia, e penso al dolore che abbia provato il signor Cecchettin, che era lì presente per la famiglia, a sentire tutte quelle parole orribili che sono uscite dalla bocca di Turetta.
Il primo pensiero di Luca Zaia all'indomani dell'interrogatorio a Filippo Turetta va a Gino Cecchettin, a tutto quell'orrore vissuto e rivissuto in aula in Corte d'Assise a Venezia. Spero che questo processo si celebri nel rispetto, diciamo, della legge, ma con una velocità che sia assolutamente unica, perché si deve chiudere velocemente questa pagina. Purtroppo non ci riporterà in vita Giulia. Una vicenda, quella di Giulia, che ha aperto un varco anche culturale, ma la strada è ancora lunga, a dirlo è la cronaca quotidiana. Dobbiamo riscontrare anche che da quel maledetto giorno che abbiamo perso Giulia Cecchettin, poi in realtà i femminicidi sono continuati in modo assolutamente costante, quindi evidentemente al di là dello shock di quei giorni non abbiamo ancora capito come si vive nel rispetto tra persone e soprattutto il rispetto di genere. Le singole iniziative possono essere utili, dice il presidente dell'Associazione dei Comuni del Veneto, ma serve un'operazione su larga scala che parta dai più giovani. Credo che qui non dipenda molto dalle singole iniziative comunali, e nemmeno da ordinanze, delibere. Qui deve scattare qualcosa nella testa delle persone e noi su quello dobbiamo agire per una cultura di rispetto. A Treviso un istituto scolastico ha annullato il film su bullismo e omofobia a causa delle rimostranze di alcuni genitori. Era prevista la proiezione e a Treviso è scoppiato il caso. Temi da affrontare, se non fa la scuola provvederemo noi, afferma il sindaco di Treviso, Mario Conte. Sarà anche mia cura cercare di riproporlo, perché sia il tema dell'omofobia che la depressione e il tema dei suicidi sono, ahimè, molto attuali nel nostro tessuto sociale, e quindi sarà mia cura trovare il modo per poter dare la possibilità a chi è interessato di approfondire questo tema. La reazione di Casugana è immediata. Se non sarà possibile attraverso la scuola, la proiezione del film Il ragazzo con i pantaloni rosa avverrà sotto il coordinamento del Comune di Treviso. Così dunque Mario Conte di fronte allo stop al lungometraggio previsto per il 4 novembre al Cinema Edera e che doveva interessare quasi 160 studenti di una scuola media cittadina. Le perplessità di alcuni genitori avrebbero spinto i docenti ad annullare la prenotazione della sala, e a confermarlo è anche Gigi Calesso, esponente di Coalizione Civica, padre di una delle studentesse che doveva partecipare all'evento. Lo stesso Calesso, come gli altri genitori, ha ricevuto una mail di cancellazione senza particolari spiegazioni. Ci sarebbe stato un ripensamento della scuola a seguito di dubbi, proteste, non si sa bene, di alcuni genitori. Questa mattina, dopo aver appunto verificato questa situazione, ho scritto subito alla scuola chiedendo dei chiarimenti su cosa è accaduto e chiedendo che la partecipazione delle classi venga ripristinata. La pellicola in questione, patrocinata dalla Presidenza della Repubblica e diversi ministeri, è tratta da una storia vera, quella di Andrea, quindicenne romano vittima nel 2012 di un feroce bullismo omofobico di cui la madre si era resa conto solo dopo il suicidio del figlio, esasperato da continui attacchi d'odio. Com'è andato con i pantaloni? Che ha detto Sara? Sono piaciuti? Sì, anche se qualcuno mi ha preso in giro. Vabbè, non è che li devi mettere per forza. Così vincono loro. E proprio di un clima ormai imperante di omofobia parla Paola Marotto, presidente del coordinamento LGBTE di Treviso. Un film non ha mai ucciso nessuno, l'omofobia sì, la posizione. E questo mentre a Roma, durante la messa in onda della pellicola, si sono scatenati fischi e insulti irripetibili, artefici alcuni ragazzini, con il ministro Valditara che ha parlato di comportamenti vigliacchi e squallidi. Questo è ancora più preoccupante del fatto che non sia stato proiettato, e credo che queste due situazioni devono far riflettere da un punto di vista sociale tutta la nostra comunità, e ognuno di noi deve farsi un piccolo esame di coscienza. Davvero, è una vicenda inspiegabile. Sono completamente d'accordo sia con Mario Conte che con Luigi Calesso, perché non si capisce il motivo per il quale i genitori di alunni di studenti che avrebbero potuto vedere questa pellicola si siano opposti, abbiano detto no, non va proiettata. È la storia di un ragazzo che si è suicidato, vittima della cattiveria, del bullismo, della crudeltà di suoi compagni. Si è suicidato perché aveva osato mettersi dei pantaloni rosa per valorizzare, per affrancarsi
da coloro che avevano in qualche modo messo in discussione la sua femminilità. Quindi una storia dolorosissima, è una storia che purtroppo si ripete in molte classi. Purtroppo nella proiezione in un cinema di Roma sono volate delle parole, degli insulti davvero raccapriccianti, no? Nei confronti del protagonista del film, che veniva definito in modo ovviamente ignobile e volgare. Per cui non si capisce francamente perché ci si debba opporre ad un film che difende le persone deboli, che vengono colpite, vengono dileggiate, vengono messe alla berlina solo per le loro tendenze sessuali. Questo succede nelle scuole, nelle nostre scuole italiane, e dovremmo tutti fare in modo che il bullismo sia stroncato per sempre. Il ministro Valditara sta facendo molto in questo senso. Quando ci sono atti di bullismo non bastano le sospensioni, ci vuole l'espulsione e quant'altro ancora. E di suicidi e di disagio giovanile si occupa il Filo di Simo, che da tempo entra nelle scuole. Troviamo delle resistenze, dicono all'associazione, ma bisogna avere coraggio. Vediamo. Oggi bisogna avere il coraggio di parlare di qualsiasi argomento, che sia omofobia, che sia bullismo, perché è la consapevolezza che darà un risultato e un cambiamento a questi ragazzi. Noi continuiamo a proteggerli e li rendiamo fragili, invece loro hanno una capacità di capire e di essere molto interattivi, e quindi parlarne e portare questo argomento all'opinione pubblica generale non può che far bene. Parlare e ancora parlare, senza tabù o reticenze, pure di argomenti scomodi, proprio come fa il Filo di Simo, associazione che da qualche anno opera nel campo della prevenzione dei suicidi e delle depressioni in tutta la Marca trevigiana, dove entra anche nelle scuole e dove non mancano ancora delle resistenze. In gran parte siamo fortunati, gli istituti che ci hanno concesso e aperto le porte lo hanno fatto liberamente. Abbiamo avuto qualche istituto che ha difficoltà ad affrontare l'argomento. Noi cerchiamo di portare avanti una tematica che li aiuti a risolvere questo problema, ma sono convinto che nel tempo questo cambierà, e questo permetterà ai ragazzi di acquisire questa cosa importante che è la consapevolezza. Bullismo, omofobia, odio possono essere all'origine di gesti estremi, ma anche di profondi stati depressivi. Il Filo di Simo lo riscontra nella sua attività ormai quotidiana. Il suicidio purtroppo è un passo che avviene dopo una lunga sofferenza. Chi subisce bullismo, chi subisce l'omofobia, a un certo punto della sua vita la sua mente gli dice di smetterla, fai qualcosa che risolva i problemi, e il più delle volte la portina, quella che lo porta al gesto estremo, è aperta. Ma per chiudere quella porta serve aprire la propria mente. Annullare la proiezione di un film come Il ragazzo dei pantaloni rosa può essere un boomerang. Ai genitori che hanno mostrato perplessità, Scremin manda un messaggio. Il nostro atteggiamento di protezione li può rendere sempre più fragili, e la fragilità poi li porterà a fare delle scelte che poi ci potremo pentire. Andiamo a Vicenza in diretta da Daniele Garbin, per la parte tecnica da Andrea Benetti, perché i residenti nella zona dello stadio, che è stata ripetutamente allagata durante il maltempo, chiedono interventi urgenti da parte del comune. A te, Daniele. Sì, direttore, grazie, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio siamo nell'ufficio dell'assessore Cristiano Spiller. In questo momento, proprio in questo istante, si è concluso l'incontro che c'ha con i residenti della zona stadio. Il comitato di quartiere di stadio. Ecco, ricordiamo che si parlava degli allagamenti, in particolare che sono stati copiosi, soprattutto in questa zona dello stadio, da febbraio a maggio di quest'anno. Diciamo che l'immagine simbolo sono questo stadio allagato, che aveva fatto un po' risonanza anche a livello regionale di questa situazione che aveva preoccupato, perché non era mai successo così. Insomma, si è capito che questa zona era particolarmente in sofferenza. Adesso capiremo anche per una serie di sofferenze legate alla rete della secondaria di deflusso. Ecco, per questo il Comune aveva avviato e poi aveva promosso una serie di lavori proprio per fronteggiare e mettere in sicurezza l'area. Ecco, voi avevate chiesto un incontro soprattutto perché questi lavori che erano iniziati, insomma, con queste piogge vi preoccupa la situazione?
No, abbiamo chiesto questo appuntamento per fare un punto che avevamo già stabilito, un punto sulla situazione, cioè i lavori, dobbiamo dire, siamo soddisfatti di come sono partiti, i lavori si sono svolti tutto giugno, tutto luglio, tutto agosto, tutto settembre, primi di ottobre. Bene, siamo venuti oggi per fare il punto della situazione e chiedere perché non sono ancora completati, manca la parte sinistra, diciamo, dall'Ampertico per andare allo stadio, mancano gli allacci. Ci è stato risposto che fra pochi giorni, 15 giorni, ecco, l'assessore ci ha detto che verranno completate anche queste cose, così come abbiamo chiesto per via Bassano, anche lì sono stati fatti i lavori fondamentali, principali, manca il completamento e anche qui l'assessore ci ha risposto che in un periodo abbastanza verranno completati. Ecco, voi ricordiamo in che condizioni, ecco, magari lei mi può testimoniare per ricordare ai telespettatori questo evento e come eravate messi, com'era la situazione. In pochi minuti? Eravamo sott'acqua di almeno quasi 1 metro, ecco, poi dipende dal punto della strada che sta più giù, quindi è stata una situazione pesante perché si è ripetuta appunto sia a febbraio sia a maggio. Quindi era da intervenire assolutamente. E queste piogge che adesso anche con la stagione normale arrivano, insomma, vi preoccupano tutte le volte? È importante fare presto, mettere in sicurezza, no? Sì, completare i lavori. Ecco. Dobbiamo dire che le ultimissime piogge, ecco, non è successo niente di particolare e questo ci rassicura, però vorremmo la rassicurazione totale con il completamento totale dei lavori. E qui abbiamo il responsabile, quindi a questo punto siete contenti? Ecco, Assessore, ci fa piacere questo contatto con i cittadini, proprio in diretta in questo momento lo diciamo anche ai cittadini, come è andato questo incontro e quali erano i punti critici. No, appunto noi, la zona stadio è una zona sempre attenzionata dopo tutti gli eventi passati anche di febbraio e maggio di quest'anno. I lavori che sono partiti a giugno sono sostanzialmente conclusi, mancano solo degli allacci alla nuova rete fognaria che è stata ampliata rispetto all'esistente, perché la zona stadio è una zona depressa rispetto al resto delle abitazioni intorno, rispetto ai quartieri. Quando il fiume Bacchiglione è alto le acque fanno fatica a defluire verso il fiume. Mi permetto, alle spalle c'è anche una mappa, sì, no? Vogliamo illustrarla anche? Sì, questa è lo stadio, lo riconosciamo, questa è Viale Trissino, una delle 2 vie dove si sono concentrati i lavori quest'anno, quest'estate. Qui è stata ampliata la sezione della rete fognaria e anche stata rettificata nelle pendenze. Qui prima c'era un punto morto, un punto più basso nelle fognature rispetto al resto, adesso invece la pendenza è stata risezionata in modo corretto. Qui appunto mancano gli ultimi allacci alle abitazioni e poi tra i lavori in Viale Trissino e i lavori in Via Bassano per portare poi le acque verso il depuratore di Casale sono sostanzialmente conclusi, quindi speriamo davvero che queste opere che abbiamo messo in capo velocemente, siamo riusciti a concludere sostanzialmente nel periodo estivo, possano dare una maggiore sicurezza a tutta questa zona. Ecco, intanto grazie Assessore, buon lavoro e anche a lei dei residenti in questo momento. Direttore, allora con questa buona notizia da Vicenza speriamo, ecco, questa parte dovrebbe essere finalmente messa in sicurezza. Allora per il momento restituisco la linea dallo studio. Grazie molte Daniele, avete dato delle buone notizie per gli alluvionati della zona stadio. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torneremo con un film molto importante, il sequestro e l'uccisione del dirigente del petrolchimico di Marghera, Giuseppe Tagliercio, che venne sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, un film del regista Mario Chiavalin che avremo in diretta tra poco. State con noi. In diretta con Focus TG, 1981, il sequestro, l'uccisione del dirigente del petrolchimico di Marghera, il dottor Giuseppe Tagliercio, una vicenda spaventosa, un sequestro durato 46 giorni e poi l'uccisione dopo una lunga prigionia del dirigente e l'abbandono del corpo davanti a un capannone dei lavoratori e dei sindacati. In diretta con noi c'è Mario Chiavalin, che saluto. Chiavalin, grazie, buongiorno. Buongiorno direttore. Grazie molte. Guardi, io le faccio i complimenti perché credo che sia giustissimo ricordare uno dei peggiori delitti del terrorismo rosso, delle Brigate Rosse, che
peraltro è avvenuto, il sequestro è avvenuto a Mestre, poi il calvario di quest'uomo a Tarcento era stato portato in un casolare, e infine l'uccisione. È un fatto barbaro che è giusto ricostruire e ricordare. Io intanto manderei il trailer e poi ovviamente ne parliamo. Io sono sicuro di essere nel giusto. Sono convinto di aver lavorato per il bene dei dipendenti. Ho parlato la loro lingua. Ho mostrato la mia vicinanza. Io ho chiesto di prendere nuovi provvedimenti. E poi la mia famiglia ha le spalle larghe. Sei davvero convinto che le vostre idee attecchiscano? Per il prigioniero politico Mario Moretti, per gli operai, per il comunismo, per il comunismo! Che le masse capiscano il vostro linguaggio fatto di violenza? Noi stiamo a fare la rivoluzione, lo capisci o no? Non trattiamo con i capitalisti, noi imponiamo la giustizia. Allora, questo era il trailer. Chiavallin, perché ha deciso di così ricordare questa terribile vicenda? Ma allora, devo dire che questo è un tarlo che ho da tanti anni, perché tanto che questo film l'ho dedicato in primis a padre Francesco Ruffato, un frate del santo con cui abbiamo fatto il tagliere, cioè un'opera teatrale, nel 2007. E da lì ho voluto un po' anche sposare la sua causa, perché quest'uomo che è stato ucciso dalle Brigate Rosse è stato ucciso in un momento storico particolare, perché il maggio 1981, anzi vi dirò, il 21 maggio 1981 è uscito la lista della P2. Quindi le istituzioni praticamente erano quasi annullate, quindi la maggior parte dei vertici della polizia, dei carabinieri, eccetera, avevano il problema di come salvarsi in sostanza, e quindi non c'è stata un'indagine approfondita immediatamente. Inoltre c'è stato l'attentato al Papa e quindi l'attenzione del pubblico era quasi totalmente per il Papa. Quindi quest'uomo, che tra l'altro è stata una chiave di volta, perché dopo questo sequestro ed omicidio le Brigate Rosse hanno cominciato il declino, perché gli stessi rapitori del Tagliercio sono i rapitori di Dozier. Dozier, come si sa, sono stati catturati tutti. Savasta, che era il capo, è diventato un pentito e vennero arrestate oltre 900 persone. Cioè è stata praticamente la fine degli anni di piombo, quindi lui è stato un po' lo spartiacque che ha portato a questo. Il delitto perduto. Antonio Savasta, uno dei più feroci esponenti delle versioni rossa, delle Brigate Rosse, che aveva tenuto sotto una tenda, la stessa sotto cui poi fu ritrovato il generale Dozier, perché Savasta aveva partecipato anche al sequestro del generale Dozier, poi liberato a Padova. Savasta, che vediamo in questo spezzone, diciamo quello che era stato il primo incontro tra i brigatisti, ovviamente nella realtà, nella finzione cinematografica. Vediamo. Tutto bene? Ci sentiamo dopo. Compagni? Buongiorno. 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 Compagno. Buongiorno. Scrivete questo sul cartello. Ci serve per la foto. Va bene. Tutto bene col prigioniero? Sì. Sì, tutto bene. Per una buona sigaretta? Sì, fai. Allora, probabilmente sapete già come funzionano le cose, ma ripetete agli umani. Da questo momento in poi non voglio più sentire i vostri veri nomi, né col prigioniero né in altri momenti. Non esistono cene o intervalli. Io sarò sempre Emilio per voi, intesi? Sì. I vostri nomi? Daniele. Andrea. Lucia. Bene, da questo momento in poi faccio...
Eccomi. Dovevo andare in bagno. Se arriva un controllo non puoi essere così lento. È meglio un culo sporco in libertà che un paio di chiappe pulite in galera. Come ti chiami? Ermanno. Come? Giorgio. Ah, Emilio. Avete già brindato? No. C'è il vino. Dialo. Do una mano. Oltre a Marcello qualcuno ha parlato col prigioniero? No. Perfetto. Non prendete iniziative personali. Grazie. Come siamo messi con le provviste? Bene, abbiamo un buon carico. I nastri? Tutti pronti. Mi raccomando, se arriva qualcuno, te comportate come una normalissima donna di casa. Sì, chiaro. Grazie. Grazie. Bello il drappo, hai fatto tu? Sì, sta finendo adesso. Attento. Per il prigioniero politico Mario Moretti, per gli operai. Per il comunismo. Per il comunismo. Il delirio di quegli anni insanguinati, tra l'altro c'erano in azione anche terroristi di destra come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, poi accusati della strage di Bologna, che avevano ucciso a Padova 2 agenti di polizia, ma poi le Brigate Rosse avevano già colpito un altro dirigente del petrolchimico, Sergio Gori, avevano ucciso il commissario albanese, quindi erano anni terribili, Chiavalin. Qual era poi il vero obiettivo di questo comando col sequestro Tagliercio? Qual era poi alla fine? Ma allora, intanto voglio precisare che sarà presente la famiglia quando facciamo la prima del film di Tagliercio, sarà presente la figlia di Gori, che è l'altro dirigente ucciso, lo scopo era quello di... è stato un po' il passaggio e la prova che anche le Brigate Rosse mettevano le bombe e uccidevano, perché fino a quel momento lì non c'era testimonianza alcuna. Devo dire che fare questa cosa mi ha portato a conoscenza poi di tutta una serie di fatti, di persone presenti. Ci saranno i Nox che hanno liberato Bosier, ci sarà la famiglia di Gori, ci sarà la famiglia Tagliercio e soprattutto la cosa che io ci tengo a precisare e a far presente, il motivo per cui noi abbiamo fatto la prima del film, organizzato da Film in Piazza Ferretto, è perché in Piazza Ferretto il 7 luglio 1981 è diventato un punto di ritrovo, possiamo dire di pace, nel senso che si sono uniti i lavoratori, si sono uniti i dirigenti, tutti i partiti politici, tutti contro la violenza. Ok? Quindi è stato un momento, non so se il direttore lei ha visto le foto che io le ho mandato, che sono le foto originali, che tra l'altro la fortuna ha voluto che io ho conosciuto e ho avuto modo di confrontarmi con il fotografo dei sindacati, quello che seguiva proprio gli eventi in quegli anni. E già dalle foto si capisce come tutti fossero uniti, perché Tagliercio fondamentalmente era sì un dirigente, però era uno che si batteva anche per i lavoratori, ok? È uno che ha cercato di migliorare le cose in una situazione che in quegli anni in realtà era estremamente difficile per gli operai, perché c'erano addirittura accessi diversi, gli operai entravano da una parte e i dirigenti da un'altra, cioè i centri sociali erano altamente divisi. Diciamo che gli anni '80 sono stati poi il frutto degli anni '60, come diceva Gerardo Colombo nell'altro documentario, non so, che io ho fatto sulla massoneria, noi siamo diventati da sudditi a cittadini e con la strategia della tensione siamo tornati sudditi. Grazie. Chiavalin, è stata una vicende strazianti per tante famiglie, pensiamo alla famiglia di Aldo Moro, ma questa storia della famiglia Tagliercio è davvero dolorosissima, perché pensate che erano a pranzo, c'erano 2 dei 4 figli di Tagliercio, la moglie improvvisamente bussano alla porta, entrano
4 uomini, uno vestito da finanziere con la scusa di che doveva mostrare dei documenti, l'hanno chiuso in una cassa e l'hanno portato via. E lì è iniziato il dramma di questa famiglia. Tra l'altro 2 dei terroristi si erano anche fermati a casa, si erano anche fatti una pasta, no? Per tenere comunque sotto controllo i familiari. Vediamo lo spezzone che riguarda proprio il sequestro. Che cazzo. Vai. Aspetta. Cazzo pesa sto porco. Pesa anche di più di un porco. Poi sotto quella tenda Tagliercio fu interrogato, pestato, torturato perché era un uomo di grande coraggio, di grande forza, si rifiutava di rispondere alle domande dei brigatisti che infierivano sul suo corpo. La famiglia, dicevamo, vediamo un altro brano del film che riguarda i parenti. Mamma, digli qualcosa. Hai ragione. Basta, cosa fai? Basta. A tavola non Un si giorno fa. dovrai confessare tutto. Io o lui? Lui. Ah, ecco. Spero abbia il pomeriggio libero. Però voglio dire una cosa, Beh, intanto, brava, complimenti. Però io richiamerei l'attenzione. Posso fare una domanda ai ragazzi? Prego. Allora, per alzata di mano, a chi è piaciuta questa cenetta? Sì. No, grazie per l'entusiasmo, mi raccomando. Era buona, dai. No, era buona. Contentino. Tutti? Unanimità? Sei contenta? Adesso viene il bello però. Sempre per alzata di mano. Ah, vabbè, sì. Guarda. Già ho capito. Guarda. Che cosa? Chi pensa che siano più buoni i miei ravioli con il pesce? Sì. Vabbè, i ravioli non si battono. Vedi? La democrazia. È la democrazia e allora da domani ravioli tutti i giorni. No, Ma dai. È la democrazia, se è così. Ma dai. No, adesso qua non si torna indietro. Non si torna indietro. Posso cambiare? Sì, anchio allora. Ma siete di volta Gabbana? I voti sono già stati registrati e quindi ravioli. Dai, mamma. Non solo papà, io mi farei aiutare, per esempio, da Veda, se va bene. Dai, ci stanno. Grazie. Dai, Sarina. Sei contenta? Ravioli. È deciso, È deciso. Non si torna indietro allora, Marito è un padre molto, molto affettuoso che non perdeva occasione per stare insieme alla moglie e ai suoi figli, che ha fatto una fine atroce. Chiavalin, come si sono comportati i dirigenti della Montedison in quel periodo? Allora, in quel periodo, diciamo che i dirigenti della Montedison di basso livello non avevano nessun peso, se parliamo dell'epoca, ok? Posso dirle come si sono comportati i dirigenti adesso. Abbiamo avuto il massimo della collaborazione da parte di tutti i livelli dirigenziali, abbiamo potuto girare dentro il petrolchimico dove, come lei immagina, ci sono
tantissimi problemi di sicurezza, e abbiamo avuto da parte di tutti i colleghi storici e anche i successivi che l'hanno sentito nominare e non l'hanno mai riconosciuto una disponibilità e una voglia di mettere in luce queste cose che io non ho mai trovato in altre situazioni, insomma. Quindi è stato veramente emozionante, e soprattutto la famiglia che ha vissuto questa situazione. E io naturalmente ho fatto vedere il film prima a loro in maniera riservata, per avere anche una loro critica, una loro, come si dice, un loro punto di vista, ed è stato per me e per la famiglia straziante proprio il momento della consegna della chiavetta, quando io gli ho dato la chiavetta perché vedessero quello che era successo. Il figlio Cesare mi ha come si dice, confidato che lui è 40 anni che molte notti sogna e pensa o immagina quello che poteva essere stata la prigionia di suo padre. Il fatto poi di avergliela fatta vedere in un film è stata veramente come si dice, una forte emozione per lui, e soprattutto anche per me, perché io l'ho vissuto, quando gliel'ho data mi ha trasmesso come si dice, faccio anche fatica a esprimere il sentimento che ho avuto, ma io ogni volta che penso a questa scena mi viene da piangere, mi viene l'angoscia, la tristezza per capire come l'ha vissuta. Non stento a crederlo. Chiavalin, nel cast ci sono anche due colleghi giornalisti, Gianluca Versace e Barry Mason, che interpretano la parte di due dei dirigenti della Montedison. Vediamo i dirigenti Montedison. Dobbiamo mettere in chiaro, nel modo più netto possibile e senza margini di equivoco o di fraintendimento, che noi non rispondiamo e non risponderemo di azioni che vanno al di là dei compiti e delle funzioni dirigenziali. Mi sono spiegato? Che poi è come stanno le cose. Il comitato non può fare nulla di realmente concreto. Ce ne stiamo lavando le mani, insomma. Stiamo solo spiegando che determinate scelte non competono alla dirigenza di questo stabilimento. Stanno riversando tutto sull'ingegner Taliercio. Stanno facendo convergere su di lui tutte le responsabilità. Si aspettano una presa di posizione, una missione di colpa magari. Una missione che non può venire da noi. Scriviamo nero su bianco che Giuseppe Taliercio non aveva un reale potere sulla situazione in fabbrica. Ma noi diremo le cose come stanno, né più né meno. E cioè che i dirigenti di questo stabilimento vengono ritenuti, a torto, responsabili e colpevoli di azioni e di situazioni che derivano da scelte esterne alla funzione dirigenziale, insomma totalmente al di fuori dei nostri compiti, e che sono quindi conseguenze di scelte di natura imprenditoriale o addirittura politica. Se vogliono un nemico, se cercano un capro espiatorio comodo da additare, è altrove che devono cercare. Chiaro il concetto? Nel frattempo, però, loro hanno una vittima tra le mani. Avrete riconosciuto senz'altro Gianluca Versace, conduttore di Canale Italia, e Barry Mason, altro giornalista cronista di stoffa. Ecco. Allora, Chiavalina, andiamo in pubblicità e poi torniamo su. Poteva dare una parte anche a me, però, devo dire, visto che... No, in realtà ci sono anche altri due giornalisti che sì. poi... Vabbè, poi ne parliamo. Allora, a tra poco, state con noi. Docufilm del regista Mario Chiavalin sul sequestro e l'uccisione di Giuseppe Taliercio, al quale i brigatisti rossi scattarono una foto che tutti i giornali ovviamente pubblicarono. Vediamo. Attaccare il disegno controrivoluzionario del capitalismo multinazionale nel suo cuore, la fabbrica. Sviluppare la lotta armata nel cuore della produzione,
costruendo a partire dalla fabbrica il Partito Comunista Combattente e gli organismi di massa rivoluzionari. Disarticolare il complesso meccanismo di controllo e di comando che attraversa il cuore della fabbrica fino al mercato del lavoro. Sviluppare nuove forme di lotta, atte a bloccare in ogni momento il flusso della produzione. Sabotaggio scientifico organizzato, atto a mettere fuori gioco l'apparato sindacale revisionista. Contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro l'aumento dello sfruttamento. Sviluppare l'offensiva operaia, lavorare tutti per lavorare meno e per finalità diverse, per il comunismo. Sorridi, maiale. Deliranti messaggi dei terroristi che mandavano le foto per dimostrare che lo Stagio era ancora vivo, ma per minacciare, intimidire la politica. 46 giorni di prigionia e poi la morte di Tagliercio, che fu abbandonato davanti a un capannone, quello verde a Marghera. C'è un cippo che ricorda ancora il luogo in cui fu abbandonato il corpo di Tagliercio. Chiavalin. Sì, fu lasciato dentro una 128 nel bagagliaio e ogni anno viene commemorato, anche perché Tagliercio è una figura importante su Venezia, tanto più che hanno dedicato anche il palazzetto Tagliercio, e la maggior parte dei giovani conoscono Tagliercio per il palazzetto, ma non per chi fosse realmente. Quindi parlandone anche con l'assessore al Comune di Venezia, ha detto che sarebbe utile poi far circolare e far vedere questo film anche nelle scuole, perché la storia, soprattutto la storia degli anni successivi al dopoguerra, è una storia che pochi conoscono. C'è una storia che ci fa capire anche quello che sta succedendo ora. Senta Chiavalin, proprio abbiamo ancora un minuto, ma i suoi aguzzini, se non ricordo male, poi mi pare che siano tornati in libertà, se non ricordo male. Sì, qualcuno è morto, qualcuno è scappato, non è stato preso, e Savasta è in libertà, mi sembra, quindi non ho avuto modo di rintracciarlo, anche perché il nostro pensiero era soprattutto alle vittime più che ai carnefici, quindi per noi era importante, e soprattutto la cosa più importante, il motivo per cui facciamo la prima al Candiani a Mestre e non a Milano, a Roma, dove abitualmente facciamo le prime dei film, è proprio perché abbiamo creato una sorta di nuovo incontro fra tutte le parti politiche, fra i sindacati, fra i lavoratori, e abbiamo avuto un'adesione incredibile. Pensi, direttore, che non abbiamo ancora mandato via gli inviti e abbiamo 300 conferme, e quasi tutte persone di spessore, in sostanza, quindi sindacalisti, assessori. Ricordiamo il giorno e l'ora della prima al Candiani di Mestre. Il 13 novembre alle 21:15, che presumo ci sarà anche il sindaco e le autorità, proprio, quindi sarà anche una sorta di evento di commemorazione, anche se io ho voluto nella presentazione dire non commemoriamo ma ricordiamo Giuseppe Tagliercio, in accordo con la famiglia. Grazie Chiavalin, vedremo di esserci anche noi il 13 novembre, certamente per rendere omaggio ad un uomo coraggioso che non si è piegato ai suoi carcerieri. L'avete visto anche dall'espressione che aveva nella foto, un'espressione che non dava adito a nessun sospetto. Perché non ha voluto riconoscere colpe, in sostanza, quindi lui non si è piegato alla... Esatto. Facesse dei nomi o dasse le colpe a qualcuno, e lui probabilmente si sarebbe salvato, ma lui fino all'ultimo è stato fermo sulla sua posizione, ed è una delle cose importanti, perché questo carattere ce l'ha descritto bene il figlio, e noi abbiamo, tra l'altro, una cosa che voglio dire, direttore, negli atti processuali, e vedo che lei li ha letti, perché ha detto che si sono fatti la pasta asciutta, no?
In realtà non è vero, hanno mangiato quella che c'era perché non hanno avuto nemmeno il tempo di farla, perché è stata talmente veloce, e questo ce l'ha raccontato la famiglia, i prigionieri, quelli che hanno vissuto. Quindi anche i terrorismi durante il processo non hanno raccontato tutta la verità, in sostanza. Certo, sì, che poi l'abbiano preparata loro o che fosse già pronta, cambia poco, diciamo, cioè, per dire l'assenza totale di scrupoli e di sensibilità per coloro che avevano assistito al sequestro del loro marito. Era un particolare che proprio negli atti c'è proprio scritto, hanno raccontato che loro si sono fatti la pasta, proprio come per essere degli strafottenti di dire ci siamo fatti pure la pasta, non è così, in sostanza. Quindi vabbè, Chiavalin, grazie ai complimenti, perché è giusto ricordare e non dimenticare Giuseppe Tagliercio e tutte le vittime del terrorismo. Grazie, buona giornata, grazie Chiavalin, grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Andrea Basso. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Grazie.